Tutti gli ospedali della provincia e 3 case di riposo. Il 31 dicembre 2020 passerà alla storia come il secondo giorno di vaccinazioni nel Padovano, ma soprattutto il primo per le case di riposo. Subito dopo l'ora di pranzo, medici all'opera nella RSA Antonio Galvan di Pontelongo, dove vivono 90 anziani e lavorano un centinaio di addetti tra operatori sanitari, amministrativi, tecnici. A Pontelongo le vaccinazioni non si sono concluse, tutte a San Silvestro, riprenderanno sabato 2. Sempre nel pomeriggio somministrazioni negli ospedali della provincia di pertinenza dell'ULSS 6 Euganea. Coinvolti gli operatori sanitari di Schiavonia, Cittadella, Campo San Piero, Piove di Sacco e anche quelli dell'ospedale di comunità di Montagnana. Fine anno col vaccino anche per alcuni medici di medicina generale. Pausa a Capodanno e si riprenderà come detto sabato 2. Per quanto riguarda i tamponi, verranno regolarmente fatti in tutti i punti sparsi nella provincia, con le consuete modalità dei giorni festivi, quindi anche il 1 gennaio.